La Mitteleuropa rinasce a teatro e lo ha fatto a Cividale nel luglio 91 con la prima edizione del Mittelfest, in un vasto programma di spettacoli di prosa, musica, danza e marionette dei 5 paesi aderenti all'iniziativa pentagonale: Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria. Un fatto culturale di straordinaria importanza che ha presentato sul grande palcoscenico di Cividale centinaia di artisti di lingue e culture diverse, sulla scia delle rispettive tradizioni e civiltà. Quando in marzo il gruppo della direzione artistica, composta da registi di chiara fama e grande esperienza, ha cominciato, come stiamo vedendo, a percorrere Cividale per guardarsi attorno, valutare e scegliere i luoghi, le piazze e le strade, il Mittelfest è entrato nella sua fase concreta. Cividale doveva infatti diventare, e così è stato, un unico grande palcoscenico per una manifestazione di livello internazionale, che gli stessi ministri della cultura dei 5 paesi aderenti a quella che viene definita intesa pentagonale avevano ufficializzato in un incontro avvenuto sempre a Cividale già nel giugno del 90. L'idea di dare vita ad un festival del teatro della Mitteleuropa nel Friuli Venezia Giulia aveva ottenuto unanimi consensi. Era l'occasione per il mondo della cultura e dello spettacolo di quest'area europea di ritrovarsi e rifrequentarsi, oltretutto in modo permanente, e l'antica capitale longobarda aveva i requisiti richiesti: storici, culturali, geografici. Per essere reale espressione della Mitteleuropa, il festival aveva bisogno anche di una direzione artistica qualificata e soprattutto articolata. Un problema risolto con il conferimento dell'incarico a 5 registi dei paesi della pentagonale, che a turno, anche nei prossimi anni, avranno in mano le redini del Mittelfest. Li abbiamo già visti e li rivediamo in queste immagini. Giorgio Pressburger, italiano, nato a Budapest, autore e regista teatrale, designato come coordinatore per la prima edizione. Tamás Ascher, ungherese, del Teatro Nazionale di Budapest e membro del comitato fondatore del Teatro d'Europa, che ha sede a Parigi. Jovan Cirilov, jugoslavo, condirettore del Festival Internazionale di Belgrado, uno degli appuntamenti più prestigiosi del teatro europeo. Gheorghe Tabori, austriaco, sceneggiatore, regista, drammaturgo, vissuto a Budapest, Londra e Hollywood, dove ha lavorato anche con Chaplin ed Hitchcock. Jiří Menzel, cecoslovacco, attore e regista teatrale, cinematografico e televisivo. Dalle prime riunioni le indicazioni di principio. Gli spettacoli del Mittelfest saranno ospitati in varie sedi, a cominciare dal Teatro Ristori e dal Cinema Teatro Impero, ai quali si riferiscono le immagini, ma troveranno anche altri spazi nel tessuto stesso della città, soprattutto in Piazza Duomo e Piazza Paolo Diacono, ed in altri siti non necessariamente del centro storico. Una scelta che si rivelerà molto indovinata, conferendo all'intera manifestazione una connotazione ambientale estremamente suggestiva. Ai primi di luglio a Cividale comincia il conto alla rovescia. Si attivano gli uffici del Mittelfest, una vera e propria centrale di riferimento che programma le scadenze, smista le richieste, garantisce l'informazione logistica, dà indicazioni di vario genere. Arrivano i primi gruppi artistici e cominciano le prove degli spettacoli, che coinvolgono anche diversi giovani del luogo, come ad esempio nel caso del balletto per l'opera Les Devins du Village, a Villa dei Claricini di Bottenicco di Moimacco. Registi e interpreti, tecnici ed operatori sono al lavoro un po' dovunque. È l'inizio di una piccola ma continua invasione che porterà a Cividale qualche migliaio di persone, tutte rigorosamente addette ai lavori. Ti posso toccare per capire se sei un sogno o se sei vero? Questi gesti un po' misteriosi, no? Un mistero che mi aveva regalato mia madre. I ginocchi porti avanti la... Cominciano così anche gli allestimenti dei palcoscenici all'aperto,
con un grandaffare attorno a luci, cavi, poltroncine gradinate per il pubblico, secondo una particolare vestizione affidata all'architetto Boris Podricka. Inizia infine in Foro Giulio Cesare, nei maggiori centri della regione, la prevendita di biglietti e fin dai primi giorni si registra un interesse di notevole portata. La regione Friuli Venezia Giulia, che ha promosso il festival, ed il comune di Cividale sono in prima fila nell'assicurare un perfetto avvio della manifestazione. Le premesse sono positive. In pratica il Mittelfest è già spettacolo e tutta Cividale ne è coinvolta. Il giorno dell'apertura arriva in fretta. È il 19 luglio, un venerdì. Due capi di Stato, il Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, e il Presidente dell'Ungheria, Arpad Göncz, uomo politico ma anche uomo di teatro, tengono a battesimo la manifestazione. Numerose le personalità presenti. Con il ministro degli esteri Gianni De Michelis, parlamentari e esponenti regionali e locali del mondo economico e della cultura. La folla preme, attratta e incuriosita. L'inizio è festoso, caotico, avvincente. Si ascoltano gli inni nazionali, riuniti in un unico brano, nell'inedita rielaborazione musicale del maestro Francesconi. Si applaude, volano i palloncini. In piazza Paolo Diacono, la Mitteleuropa fa il suo ingresso con l'oscurità. È il momento della presentazione di 5 brevi prologhi con attori, su testi preparati da scrittori di fama. Per l'Italia, Natalia Ginzburg. Ma è soprattutto quello dell'attesissima Medea, un monodramma scritto dallo stesso presidente Göncz una quindicina di anni fa e messo in scena qui a Cividale, contemporaneamente in 5 lingue, su altrettanti palcoscenici. Una Medea, questa di Göncz, collocata nella Budapest del 75 e costretta ad un lacerante monologo con se stessa, spesso interrotto da un telefono che squilla o dalle angosce del presente. Una lettera sgradita, ricordi risvegliati da vecchie fotografie, un mal di testa. Diversi gli allestimenti, altrettanto diverse le interpretazioni, ma sempre estremamente intensa la carica emotiva, che il pubblico ha potuto gustare e confrontare, muovendosi dall'una all'altra degli interpreti, per partecipare in prima persona a questo evento teatrale di grandissimo effetto, forte e coinvolgente. Una Medea perdente in partenza, vinta alla fine. In scena, per la versione italiana, l'attrice Lidia Kozlovic, che ha dato un'ulteriore prova delle proprie indubbie capacità espressive e che ha avuto la soddisfazione di recitare per la platea delle autorità. Signor Iaso, io ho mai detto io, cara piccola Medea. Spero che le mie righe, 4 luglio 1948, spero che le mie righe le troveranno in buona salute. Nato all'insegna del successo e dell'immagine, il Mittelfest si è sviluppato in 10 giorni di prosa, musica, danza e marionette.
per una quarantina di spettacoli, tutti di alto livello, che hanno accompagnato il sempre numeroso pubblico alla riscoperta di forme artistiche di volta in volta nuove o collaudate, in ambienti all'aperto o in sale teatrali. Tra le varie manifestazioni va segnalata la mostra dell'incisione contemporanea della Mitteleuropa, allestita dall'Associazione Culturale Triennale Europea dell'Incisione. Una rassegna che è stata visitata anche dal presidente dell'Ungheria e per la quale sono state selezionate un centinaio di opere di 5 artisti tra i più significativi nell'ambito delle singole nazionalità e culture. L'austriaco Frohner, il cecoslovacco Anderle, l'italiano Licata, l'ungherese Maurer e lo jugoslavo Velickovic. Anche il cinema ha avuto spazio nell'ambito del Mittelfest, attraverso una rassegna di pellicole di grande interesse, proposta dalla Cineteca del Friuli, assieme all'Associazione Giornate del Cinema Muto di Pordenone. Un tuffo all'indietro di 60 anni e più, alla ricerca delle produzioni dei cineasti più geniali. Ma il Mittelfest aveva forse bisogno di miti e li ha trovati innanzitutto nella prosa, con interpreti d'eccezione e spettacoli da tutto esaurito. In cartellone Goldoni, Bernhard, Calvino, Corneille e Metterling, solo per citarne alcuni. In scena tutti da applaudire e subito, anche perché in un festival la replica non esiste mai. Il fascino dei viennesi, signorina Schneider. Ci metta un altro paio di critici della Germania del Nord. Butti via tranquillamente un altro paio di dramaturghi e ci metta 2 altri critici della Germania del Nord. Portiamo con noi a Vienna solo gli attori bravi. I cani glieli lasciamo tutti a Bochum. Portiamo con noi a Vienna gli attori che costano poco, quelli cari li lasciamo a Bochum. Portiamo con noi a Vienna gli attori modesti, megalomani, tutti a Bochum. I dramaturg li lasciamo tutti a Bochum, meno uno. Perché di uno ne abbiamo bisogno, è il fulcro della nostra esistenza, lo mette in valigia signorina Schneider. E stia attenta di non farlo soffocare in mezzo alla bianca. Spedisca una ventina almeno, dei 40 attori che adesso stanno al Caffè Langman, all'Istituto per Artisti Superflui e Rimbambiti. E dica al ministro che vada a farsi fottere, dica alla stampa che vada a farsi fottere, dica al pubblico che anch'esso può andare a farsi fottere. Momento, signorina Schneider. Naturalmente non dica quello che ho detto. Naturalmente no. Dica al ministro che io lo aspetto con gioia, alla stampa che è la benvenuta, al pubblico che lo ama. E ancora una cosa, signorina Schneider, dica ai dramaturg se non sono completamente essiccati, ammuffiti, rammolliti, che io ho bisogno di loro come del pane. E agli attori dica che per me essi sono tutto. Sono tutto.
Interesse deiner Handreichung. Und wenn meine Zeit gekommen ist, dann werde ich dich angemessen entlohnen. Ich werde dir einen Ofen kaufen, dass du es schön warm hast. Und wenn du richtig alt geworden bist, dann finde ich eine saubere Lösung für dich. Irgendein komfortables Altersheim in den Bergen mit Volkstanzfesten Samstagnachts. Impossibile in questa sintesi dare spazio ad ogni spettacolo, a quanti si sono esibiti sui vari palcoscenici. Vogliamo tuttavia tentare di ripercorrere per immagini ancora alcuni momenti della prosa a Cividale, come ad esempio quelli dell'arlecchino servitore di due padroni del Piccolo di Milano. Mi crede che sia un sempio? Oh, mi pare piuttosto un uomo burlevole! Ma signorina sposa! Ma signor no! Volevo dire chi sei, o volevo andare a fare i fatti vostri! Ma voi che sapete se non parole mi esplico, sono il servitore del mio padrone. Oppure l'Illusion comique di Corneille, messa in scena dal teatro di prosa jugoslavo, in uno scintillio di effetti, invenzioni e capricci scenografici che ci hanno indotto a curiosare anche dietro alle quinte. Nemam, hvala Bogu, ja neprijatelja. Otkako su čuli da sam prijatelj, ili su pomrli? Oppure ancora la festa agreste di Václav Havel, l'attuale presidente della Repubblica Cecoslovacca, un politico venuto dal teatro e presente al festival con un testo giovanile di taglio satirico, che prende di mira il conformismo e le sue ottusità. Máme u nás na zahajovačské službě 2 tábory. Per finire, in rapidissima carrellata, con Angeli e Soli, del Teatro dell'Archivolto di Genova, un esempio di stile e ironia. Bandiere, del Teatro dei Giovani di Zagabria, un dramma quanto mai attuale e tratto da un romanzo del croato Miroslav Krliša. L'Uccellino azzurro, presentato dal Teatro cecoslovacco di Nitra, che ha trovato nella pittoresca cornice di Piazza Dante un allestimento del tutto particolare. Spettacoli sempre seguiti da pubblico numeroso, attento e partecipe, anche quando il tempo, fortunatamente di rado, si è messo contro il Mittelfest, ostacolando le rappresentazioni all'aperto. È accaduto ad esempio per l'opera rock Stefano Re, allestita dal Teatro Nazionale di Budapest e presentata sull'ampio palcoscenico del convitto Paolo Diacono, con 150 esecutori. Prima dell'anno 1000, questa è la trama, il valoroso re Stefano affronta e sconfigge i barbari, portando l'Ungheria al cristianesimo, in una società senza più oppressi ed oppressori. E la pioggia è rimasta in scena fino alla fine, con effetti però non sempre disastrosi, anzi, talvolta apprezzabilmente scenografici. Cividale, un altro giorno. Il rapporto che si è venuto a creare tra la città e il Mittelfest è stretto, ma non eccessivo. Se ne parla naturalmente nei caffè e nelle gelaterie, ma l'avvenimento in sé non turba o sconvolge. L'atmosfera è rilassata e distesa, la gente si programma la serata. La stessa animazione nelle strade e sul Ponte del Diavolo lascia intuire la presenza consistente di un turismo da festival che si ritroverà più tardi a teatro o sulle gradinate all'aperto. La situazione è però sotto controllo e la polizia, a cavallo, ha un fascino assolutamente inaspettato e sorprendente.
Il primo impatto con la musica, il pubblico del Mittelfest lo riceve dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Resurrezione di Gustav Mahler. Sul palco di Piazza Duomo, 200 esecutori dell'orchestra e coro della Radio di Praga e 2 soliste, il soprano Jana Mrazova e il contralto Marta Benazkova. Dirige Vladimir Valek, da 6 anni alla guida di questo formidabile complesso artistico. In 100 minuti l'esecuzione della sinfonia riesce ad affascinare e stordire, a vincere ed entusiasmare. E la sezione musica del festival parte effettivamente alla grande. Ed è questo della musica un capitolo particolare, che il giorno dopo prosegue con 2 produzioni dello stesso Mittelfest e porta alla ribalta innanzitutto un sito, Villa de' Claricini di Bottenicco di Moimacco, poco lontano da Cividale. Nel sottoportico della foresteria e nel giardino che circonda l'edificio, il pubblico assiste ad alcuni eccezionali eventi musicali. L'esecuzione dell'aria di Colin di Beethoven, che stiamo seguendo, e 2 operine collegate da un sottile quanto saldo filo ispiratore e musicate, rispettivamente, da un Mozart, allora appena dodicenne, e da Jean-Jacques Rousseau. Anche qui un politico con insospettate capacità artistiche. I titoli: Bastien und Bastienne e Le Devin du Village. Con le regie di Giuseppe Rocca e Sabrina Mancini, gli spettacoli hanno avuto come esecutori l'orchestra dell'Alpe Adria Ensemble, diretta da René Klemencic, il soprano Eva Kirchner, il basso baritono Thomas Miller-de Vries, il tenore Don Chiu Choi, il coro Tomat di Spilimbergo.
Sullo scenario di Villa dei Claricini, 2 spettacoli, come stiamo vedendo, pieni di sorprese e magie, assolutamente unici e gradevoli, nonostante le prevedibili difficoltà di acustica e di capricci del tempo. La sezione musica, curata dal maestro Carlo de Incontrera, invade così Cividale, spaziando dai palcoscenici di Piazza Paolo Diacono e al Teatro Ristori, alle chiese di Santa Maria della Corte e San Francesco, in un vastissimo programma di esecuzioni.
Il Mittelfest e la magia del balletto. Un capitolo nuovo che ci porta ad incontrare, nell'impareggiabile cornice dell'Armeria Veneta di Piazza Dante, il corpo di ballo del Teatro Nazionale Slovacco di Bratislava. 2 spettacoli in un'unica serata: Estasi dello spirito di Mozart e Requiem di Verdi. L'azione coreografica si risolve in un agile gioco di simmetrie e geometrie, in una scena quasi completamente vuota, ma di sicuro effetto. Un'impostazione dalla quale emergono naturalmente gli interpreti, al termine molto applauditi. Diversa l'Antigone, ispirata a Sofocle e presentata in Piazza Duomo dalla compagnia di danza dell'esercito ungherese, un gruppo che comprende però anche un buon numero di donne impegnate nel balletto. Anche qui le immagini rendono ampiamente merito ad un impegno coreografico che riesce ad esprimere un linguaggio artistico di notevole levatura. Prosa, musica, danza ed anche marionette. Nello spirito del Mittelfest non poteva mancare uno spazio per questa forma di spettacolo, che affonda le proprie radici antichissime nella storia stessa del teatro. E già il prologo della giornata inaugurale è stato un successo per le celebri marionette di Vittorio Podrecca, nello scenario della porta medioevale di Stretta Santa Maria. In proposito, va ricordato che dal 79 il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, assieme ai superstiti collaboratori del maestro cividalese, gestisce questi celebri piccoli, mettendo in scena tutta una serie di spettacoli e lavori che accomunano i marionettisti di un tempo ad un gruppo di giovani, sotto la direzione del regista Furio Bordon. Per la gioia di grandi e piccini, si usa dire. E così, ad esempio, la compagnia Il Laboratorio, con i propri burattini, ha portato a Cividale l'impresario delle Canarie di Pietro Metastasio, la cui azione si svolge nella baracca a vari fori e fondali appositamente creata per l'allestimento dello spettacolo. Se avessi da crepare, io la veggio servire. Grazie. Che bello. Baracca e burattini, appunto,
che fanno riscoprire anche un certo gusto artistico del Settecento, quando nei teatri al melodramma serio si contrapponeva, quale intermezzo, una commediola evasiva e buffa. Oggi, in Europa, il teatro delle marionette annovera numerose compagnie. Quella di Zagabria è tra le più importanti e ne ha dato dimostrazione anche a Cividale con il poema epico Osman, al quale si riferiscono le nostre immagini. Bilancini e cavetti sono manovrati da esperti animatori che sanno dare alle marionette una sapiente vitalità di scena. Trucchi ed effetti fanno il resto. Čuo sam vaše govorenje. Poznao srca verne toli. Hoću osvetiti da proštenje svojih viteziji sad odrođu. O bitku bez bojazni, ruč vojske oružane, strašne strde i na kazni! Poteva il Mittelfest a questo punto dare di più? La risposta, affermativa e sorprendente, è venuta dalla prodigiosa performance del gruppo storico del teatro di ricerca italiano I Magazzini, che ha portato a Cividale la trasposizione teatrale della Divina Commedia di Dante Alighieri. Inferno! Vista vuota sul fondo, coperta di sabbia. Un circo, attrezzato nei modi consueti. Una sfida coraggiosa, totale e difficilmente ripetibile alla massima espressione della nostra letteratura, che ha richiesto 3 anni di lavoro e che è stata messa in scena per la prima volta e completamente proprio qui, a Cividale, in 9 ore di spettacolo, dalle 20:30 alle 5 del mattino. I personaggi. Adattato alle esigenze teatrali dalla riscrittura di 3 poeti, Edoardo Sanguinetti, Mario Luzi e Giovanni Giudici, e diretto con appassionata regia da Federico Tiezzi, il viaggio di Dante ha avuto la prima tappa, angosciante e drammatica, nell'inferno, presentato sulle strutture allestite nel campo sportivo del convitto Paolo Diacono. I dannati, Paolo e Francesca, Farinata e Cavalcante, Pier delle Vigne, i Diavoli, le Malebolge. Tutto si dipana in uno stordimento scenico di personaggi e figure esasperate. Come il falcon, che è stato assai sull'ali, che senza veder logoro uccello, fa dire al falconiere: o me, tu cali. Discende l'asso, onde si muove snello per 100 rote e da lungi si pone dal suo maestro, disdegnoso e fello. Così si pone al fondo Gerione, al pied della stagliata rocca. Si fugge poi come da corda cocca. Dalla ridda demoniaca, vista come una sorta di ultima cena blasfema, alla melma del lazzaretto, all'episodio del conte Ugolino, ambientato in un obitorio, la cantica dell'inferno si traduce in un crescendo di emozioni, a diversi livelli di drammaticità. Ma Dante e Virgilio sono destinati a rivedere le stelle e proseguire il cammino che li condurrà al purgatorio. E ciò avviene in un'atmosfera irreale, appena schiarita da pallide luci,
sul natisone che si fa mare nella finzione scenica ed apre la fase itinerante dello spettacolo. L'approdo è l'altra riva, la spiaggia dell'antipurgatorio dove le anime, trasportate dall'angelo nocchiero, giungono ai piedi del monte, alla cui sommità si trova il paradiso terrestre. Amor, che nella mente mi ragiona, cominciò egli allora sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte! Salite! Salite la montagna! Oh, Padre nostro! Il percorso si snoda dalla riva della Bruscandola al cortile delle Orsoline, al Pozzo di Callisto, alla Porta Patriarcale e quindi alla chiesa di San Biagio, con gli attori seguiti dal sempre numeroso pubblico in un succedersi di situazioni emotive, culminanti nell'incontro di Dante con Beatrice, ai quali hanno dato voce e figura Sandro Lombardi e Marion d'Amburgo. Posso tendere all'asciutta scoppia che mi scolora la pelle. Qui, Signore, è il fuoco! Fuoco ogni dove! In vampe, in tizi, in bracci roventi, in un diffuso alicare delle fiamme. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piange, ancora, non piangere ancora. Alle 3 del mattino, in Duomo, l'anelito alla purificazione lascia il posto all'estasi, al sogno senza tempo e senza spazio. E la cantica del paradiso inizia con Dante nello studio di Ravenna, a rievocare nella memoria i frammenti della sua visione paradisiaca. Porgevano della pace e dell'ardore che egli acquistavano ventilando il fianco. Dai 9 cieli al momento supremo dell'ascesa all'Empireo, tutto si affolla nella mente del poeta, per convergere alla fine nella mirabile visione di Dio. Qual è colui che sognando vede? Al termine, 600 spettatori tributeranno un applauso di 10 minuti ai meravigliosi e instancabili interpreti dello spettacolo, che, come abbiamo già detto, ha avuto a Cividale la sua prima e finora unica rappresentazione completa. In alcun canto. Questo l'evento, questo uno dei culmini artistici del Mittelfest 91, che ha offerto quasi 40 appuntamenti nell'arco di 2 settimane, intensamente vissute da artisti e interpreti, registi e musicisti, uomini di cultura e spettacolo. Un festival indubbiamente memorabile, di altissimo livello. E se qualcuno dirà cosa ci siamo persi, non c'è problema. Era soltanto la prima edizione. Arrivederci quindi al prossimo anno.